Sono stati più di 60.000 i visitatori alla prima edizione delle Lucine di Natale di Laveno Mombello. Il dato è stato comunicato dagli organizzatori della manifestazione che si è conclusa lo scorso 9 gennaio. In tantissimi quindi si sono fatti coinvolgere dalla magia del Natale in un parco illuminato da 500.000 luci LED che hanno dato vita a creature fantastiche, paesaggi incantati e atmosfere uniche al calare del sole. Tutto è nato dalla fantasia di Lino Betti, il maestro delle luci che ha trasformato l'area del Gaggetto in un luogo da fiaba. Le lucine si sono accese per la prima volta il 4 dicembre alla presenza di Giulia L, scrittrice e influencer, nota su Instagram come Disperatamente Mamma. Non solo lucine, Laveno è stata per più di un mese il paese del Natale, grazie a tanti eventi che hanno animato la città, dalla ruota panoramica allo storico presepe sommerso, passando per i mercatini e la pista di pattinaggio su ghiaccio. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra amministrazione comunale, commercianti ed organizzatori delle lucine, che danno l'appuntamento al prossimo Natale per emozionarci ancora.